Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, anche oggi ci lasciamo guidare dalle stelle di Radio.0 in tutte le ultime novità di questo 5 agosto e quindi partiamo subito, iniziamo dall'Ariete. In caso di indecisione, un consulente vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto, agite d'astuzia, fascino e forma non vi mancano. Le relazioni affettive si approfondiscono, ma cercate di essere comprensivi e come sempre sinceri. Toro, niente di meglio del passaggio della luna in Cancro per scacciare quel senso di irrequietezza che da un po' di tempo incrina la vostra naturale vitalità. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mette un po' sottosopra, pianate con calma i contrasti. Gemelli, curerete le finanze, mirando a ottenere risultati concreti, vi muoverete con abilità effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Se nell'attività siete audaci, in amore date prova di viltà, fuggendo gli impegni e le responsabilità. Cancro, con la luna nel segno guadagnate in sensibilità e intuito. Se siete alle prese con una questione spinosa, fate leva sulla dolcezza, sarà tutto più facile. Dovrete considerare per forza alcune proposte che comportano dei cambiamenti alla luce poi degli sviluppi futuri. Leone, l'ottima capacità di relazione vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni occasione per affermarvi in ambienti del tutto nuovi. Una storia alle prime battute assume un andamento armonico, vivacizzato da gesti affettuosi. Vergine, se siete giù di corda, magari a fronte di una rottura affettiva, tuffatevi. Nelle braccia accoglienti dei vostri cari vi doneranno ciò di cui avete bisogno. Uno sguardo attento all'impostazione delle spese potrebbe fornirvi l'idea giusta per migliorare il bilancio. Bilancia, la luna vi rema contro, causando malumori in famiglia. Il vostro rigore va smussato. Date spazio al desiderio di movimento e di compagnia. Siate meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive. Scorpione, gli influssi positivi della luna sono una manna per il vostro umore oggi particolarmente benevolo, aperto e ben disposto all'allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito oggi per recuperare certi legami un po' traballanti. Sagittario, potreste avere l'opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili. Dovete fare un passo indietro e rivedere con più apertura e flessibilità le relazioni con le persone a voi vicine. Capricorno, progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano un po', ma non scambiate un sasso per una montagna domani, tutto o almeno quasi si appianerà. Nel lavoro date il meglio, non vi lasciate fuorviare dall'umore e procedete spediti per la vostra strada. Acquario, qualche problema di ordine burocratico oppure fiscale, forse di vecchia data, è nel mirino della giornata. Datevi da fare per risolverlo definitivamente. La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti oggi e adeguarsi. E chiudiamo infine, indovinate con chi? Beh, con gli amici dei pesci. Potrà essere un giovedì sereno poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra gli impegni e le responsabilità e l'irresistibile voglia di sognare. Nessuna titubanza, sboccerà il coraggio per fare i passi necessari per una dolce riconciliazione. Ed è tutto quindi per questo giovedì dalle stelle di Radio.0, le nostre energiche stelle che per oggi vi salutano, ma ritornano domani ancora con tante novità. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0